Tutto pronto per questa 10ª corsa premio Porec, sono cavalli anziani di categoria F, 9 al via dopo il ritiro del numero 3, 1 Zarina York, Andrea Bigliardi, 2 Vestadesi, Mauro Guasti, 4 Ulisse Trebì, Salvatore Valentino, 5 Stiacino Jet, Andrea Farolfi, 6 Zampillo P, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Peter Pan GSO, Maurizio Cheli, 8 Singer del Ronco, Giuseppe Lombardo, 9 Sympathy Trio, Marco Stefani, 10 Terrific Pig, Roberto Vecchione. Quindi 5 in prima fila. Stacco dalla macchina. Veloce dall'esterno è Zampillo P al pari di Stiacino Jet che cerca di scavalcare Ulisse Trebì, manovra che riesce, quindi Stiacino Jet al comando su Zampillo P. Va all'attacco Antonio Greppi, vediamo le scelte tattiche, intanto è Vestadesi, seconda alla corda, 14,4 i primi 200 metri con Zampillo P che insiste e sembra sul punto di poter passare dopo 300 metri ed è il nuovo battistrada. Zampillo P al comando su Stiacino Jet, Vestadesi, poi l'1 di Zarina York, intanto 400 metri che va in via in 29,2. In vantaggio quindi Antonio Greppi col figlio di Ideale Luis davanti a Stiacino Jet. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri passati in 45,2. Avanza Marco Stefani con Sympathy Trio e si porta direttamente ai fianchi del battistrada. All'esterno è rimasto anche Ulisse Trebì davanti a Singer del Ronco, poi prende la quarta pariglia Terrific Pick in coda a Peter Pan GSO. 1 minuto e 5 decimi il primo giro con sempre Zampillo P a condurre le operazioni davanti a Stiacino Jet, all'esterno Sympathy Trio, poi sempre terza alla corda Vestadesi, chilometro in 1,15,6, 15,1 la curva, retta di là con Zampillo P sempre in vantaggio con Stiacino Jet, seconda alla corda, affiancato da Sympathy Trio, Vestadesi, poi fanno fatica gli altri con Zarina York che esce all'esterno e viene infilata di dentro, retta di là passata in 14,4, sempre Zampillo P in vantaggio su Stiacino Jet e Sympathy Trio tonico all'esterno. Ancora nelle retrovie Terrific P che non riesce a entrare nel vivo della corsa. Vestadesi è terza alla corda con Peter Pan GSO che è chiuso. Ultima curva passata in 15, retta d'arrivo. In vantaggio Zampillo P, si butta di dentro Stiacino Jet, poi Sympathy Trio. Ultimi 50 metri. Zampillo P sembra avere buone energie, si difende da Stiacino Jet al terzo Sympathy Trio su Vestadesi e Peter Pan GSO. Il doppio quindi anche per Antonio Greppi con il figlio di Ideale Luis, Zampillo P per il training di Vincenzo Castiglia. Viene a vincere in corsa di testa su Stiacino Jet che l'aveva mandato, ha provato a prenderlo per stress Andrea Farolfi, ma può essere soltanto secondo, mentre rivediamo la lotta per il terzo posto che ha visto un buon Sympathy Trio dopo percorso esterno, ancora buon terzo. Ed è veramente tutto dalla giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. L'appuntamento per l'ultima giornata della sessione primaverile, prima del trasferimento a Cesena, è per domenica prossima.